ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Rischiavano di morire annegati a causa di un'onda che li ha travolti mentre si trovavano sulla scogliera di Paternella Terrasini. Siamo a Palermo. Protagonisti del dramma, 2 giovani. A trarli in salvo sono stati gli uomini della Guardia Costiera a seguito dell'allarme lanciato dalla Capitaneria di Porto. Rapina in una gioielleria in Viale Regina Margherita a Canicattì, in provincia di Agrigento. 2 malviventi a volto scoperto e armati di pistola hanno fatto irruzione all'interno dell'attività commerciale, minacciando la figlia del titolare e portando via un pannello contenente un importante quantitativo di gioielli in oro dal valore di 60.000 euro. Dovrà rispondere di violenza sessuale il primario del reparto di radiologia dell'ospedale di Mazzara del Vallo a Trapani, processato con rito abbreviato davanti al GUP del Tribunale di Marsala. 3 gli episodi di abusi commessi su pazienti tra il 2016 e il 2020. Tragico ritrovamento ieri mattina in via Salandra a Messina a causa del cadavere di un uomo rinvenuto all'interno di un rudere. Si tratta di un senzatetto di 57 anni. Sul posto i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare la morte. Sconosciute al momento le cause del decesso. E per adesso è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.